Ciao dalla Casa delle Farfalle. L'ospite di oggi è un bruco molto famoso perché è il bruco della farfalla monarca, la famosa Danaus plexippus americana, quella che compie migrazioni di migliaia di chilometri alla ricerca delle piante nutrici per i suoi bruchi. Probabilmente la farfalla più famosa del mondo dopo il baco da seta. Hanno una colorazione molto appariscente, queste strisce gialle e nere ci ricordano i colori di una vespa. In effetti si tratta di un bruco velenoso e questi sono colori di avvertimento, colori che servono proprio per comunicare ai predatori che si tratta di un animale velenoso. Si nutre di Asclepias, sono piante tossiche che producono queste sostanze velenose. Questo bruco è resistente a queste sostanze, le accumula, diventa anch'esso tossico e quindi protetto nei confronti dei predatori. Le monarca sono anche farfalle molto resistenti perché devono vivere diversi mesi. Il loro tegumento, il loro esoscheletro è elastico, è come se fosse gommoso. Questa elasticità permette alla monarca di resistere anche ai predatori che la assaggiassero, la masticassero prima di lasciarla andare per il suo cattivo sapore. Ma sono pericolosi anche per noi? No, noi non mangiamo questo tipo di farfalle, quantomeno evitiamo di mangiarne in grandi quantità.